il mio percorso scolastico, visto che mi chiedete sempre che scuole hai frequentato, eccetera, eccetera. Nel tempo mi do una piccola sistemata al volo che devo uscire. In terza media ero abbastanza indecisa su quale scuola superiore frequentare perché, mia opinione, a 13 anni non puoi avere le idee chiare sul tuo futuro, quindi secondo me è abbastanza presto. Quindi ho seguito la maggior parte dei miei amici e mi sono iscritta al turistico. Spoiler, scelta peggiore della mia vita perché lì come materie c'erano inglese, spagnolo, io con lingue sono sempre stata negata, cioè in realtà in spagnolo me la cavo tuttora abbastanza bene, ma con l'inglese zero, e in più c'era economia, fisica, e io con queste materie sono proprio, cioè... Di conseguenza non ho aperto un libro per tutto l'anno, infatti mi hanno bocciata. Ovviamente poi mi sono detta, beh, perché non riprovarci? Quindi ho fatto un altro anno al turistico e vi dico la verità, raga, inizialmente andavo anche molto bene, cioè molto bene, comunque la sufficienza ce l'avevo in quasi tutte le materie, ok? Il problema è che in quell'anno non so cosa mi sia successo perché io sono sempre stata una ragazza tranquillissima, ho iniziato a fare casino, nel senso che prendevo 1000 note, 1000 cose e mi hanno anche sospeso. Cioè, per farvi capire, no? Questa sono io durante la lezione. Se vi state chiedendo perché avevo un reggiseno in mano, per il semplice fatto che nella nostra scuola c'era nuoto, quindi dovevamo portarci il cambio. Vabbè, sta di fatto che mi hanno sospesa per la bellezza di una settimana e di conseguenza mi hanno cannata un'altra volta. Quindi da lì finalmente ho capito che quella scuola non faceva per me e l'ho cambiato scuola. Quindi poi a settembre mi sono iscritta in una scuola di estetica e l'ho conclusa, ho fatto 3 anni più uno, in quarto anno in realtà non era obbligatorio, ma ho deciso di farlo e serviva per prendere l'abilitazione di estetica, ovvero serve per aprire un centro estetico. In realtà anche in quella scuola il primo anno ho fatto le mie esperienze, i miei danni, però comunque ce l'ho fatta. Finalmente ho messo la testa a posto. Soprattutto, raga, mi sono impegnata tantissimo, cioè in realtà l'ultimo anno no perché non avevo molta voglia. Però i primi 3 anni mi sono veramente impegnata tanto, infatti ero abbastanza contenta dei miei risultati. Tutto ciò, raga, per dirvi che pensateci prima di iscrivervi a una scuola superiore, cioè se non siete portati per determinate cose, non seguite gli altri, non fate più stesso errore. E soprattutto se perdete 1 anno, 2 anni, vi bocciano, raga, chi se ne frega, cioè non vergognatevi, alla fine sono 2 anni, 1 anno della vostra vita. Amen, può succedere a chiunque. Ciao amici, oggi parleremo di una cosa seria. Tutti dicono che OF, non posso dire il nome completo altrimenti TikTok mi banna, comunque OF è una piattaforma in cui si possono pubblicare foto e video senza censura, diciamo. Ovviamente chi si iscrive non è obbligato per forza a pubblicare quel tipo di contenuti, però comunque è nato per quello, diciamo. Una cosa che mi dà troppo fastidio è quando le persone dicono ma tanto è facile fare OF. Raga, parliamone, non è come sembra. Le uniche cose facili di OF sono i soldi e fare l'iscrizione. Spoiler, prima di farla pensateci su 2 volte, anche di più. E ora vi spiegherò il perché. Una volta che effettuerai l'iscrizione, devi prendere in preventivo diverse cose. La prima è che sicuramente, è un dato di fatto, perderai persone che non sono d'accordo con questa tua scelta. E ogni creator che ha OF può confermare. La seconda è che devi abituarti, proprio mettiti in testa che prenderai insulti 24 ore su 24. Quindi se non sei pronta psicologicamente a questo, non aprirlo. La terza è che verrai vista o visto in modo diverso da tutti. Agli occhi di tutti, anche se magari sei la persona più santa del mondo, risulterai una poco di buono. Io ormai ho OF da quasi 1 anno e vi giuro che psicologicamente vi distrugge. È un lavoro di merda, se così si può definire. Cioè, se vi porta soldi o cose, però vi distruggerà tutto il resto. Quindi la scelta è vostra, o i soldi o la vera felicità. E tutto questo per colpa della gente che è davvero cattiva e frustrata.